Buongiorno a tutte e tutti, oggi 27 gennaio, giornata della memoria, sono stato invitato dall'IRSE, l'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, con il quale mi fa sempre piacere collaborare, per cercare di fornire in qualità di neuroscienziato e comunicatore scientifico un contributo, alcuni elementi di analisi sul tema del razzismo. Questo mio piccolo ma spero interessante contributo è indirizzato innanzitutto agli studenti e alle studentesse, ma non solo, e si inserisce in un nuovo progetto dell'IRSE chiamato Memoria, Consapevolezza e Responsabilità. Questo progetto ruota intorno a 4 particolari romanzi che raccontano in maniera, se vogliamo, inedita il Novecento, un secolo in cui si accentuarono forme di razzismo e di odio nei confronti dell'altro, del diverso, che tutti purtroppo ben conosciamo. Allora, cerchiamo di capire dal punto di vista biologico e anche cognitivo e psicologico da dove derivi questo tipo di avversione nei confronti del diverso. Una premessa importante: il nostro cervello è probabilmente la macchina più complessa ed efficiente esistente al mondo. Complessa perché essa contiene in media quasi 90 miliardi di cellule, i neuroni, e ciascuna di esse in ogni momento della nostra vita prende contatto con migliaia di altri neuroni, creando le cosiddette sinapsi. Eh, Come tutte le cose in natura, anche questa complessità ha un senso, è necessaria, perché spesso, anche se non ce ne rendiamo conto, il nostro cervello è estremamente appunto anche efficiente. Efficiente perché riesce a elaborare in sequenza o in parallelo tantissime informazioni che provengono dall'esterno, che quindi recepiamo attraverso i sensi, dall'interno del corpo, tutte le sensazioni, tutti i ricordi, i pensieri, le opinioni, i programmi per il futuro. Tutto ciò avviene nel giro di un battito di ciglia, nello schiocco delle dita della mano, grazie al lavoro appunto del cervello. Ma per essere così efficiente il nostro cervello utilizza dei piccoli trucchetti. Uno di questi trucchetti è la cosiddetta categorizzazione, ossia cercare di ricondurre la complessità dell'ambiente esterno e degli stimoli in esso contenuti, eh, cercando di etichettare questi stimoli che vengono da fuori in alcune categorie preconcette. Quando quindi vengo a contatto con un nuovo stimolo, il mio cervello cercherà di scriverlo in una delle categorie che già ho e gli attribuisce in questo modo determinate caratteristiche. La categorizzazione, anche se inconscia, sembra essere non automatica, cioè utilizza delle risorse cognitive, e questo lo si è scoperto anche grazie allo studio di particolari picchi dell'EG, l'elettroencefalogramma, di persone che svolgono compiti di categorizzazione. Ma come funziona? Vediamo ad esempio, un esempio se vogliamo banale: se io vedo un animale che non ho mai visto in vita mia, ma è dotato di 2 zampe, 2 ali, è ricoperto di piume, allora il mio cervello, senza che io me ne renda conto, lo categorizza come un uccello e gli attribuisce determinate caratteristiche. Quindi avrà bisogno di ossigeno per respirare, immagino che farà le uova, deporrà le uova, immagino che sarà in grado di volare. Allora vediamo già che ci possono essere delle problematiche legate alla categorizzazione, degli errori di sistema potremmo dire, perché se è vero che questo sistema funziona a livello generale sui grandi numeri, è vero anche che esistono ad esempio degli uccelli come lo struzzo, come i pinguini, che non riescono a volare, e quindi l'abbiamo inseriti nella categoria uccelli, gli abbiamo attribuito una caratteristica, ma questo oggetto in particolare, questa caratteristica, in realtà non ce l'ha. Queste problematiche aumentano naturalmente nel momento in cui parliamo di categorizzazione in ambito sociale, perché in questo caso sono le persone, gli oggetti che noi andiamo ad associare ad una categoria e a determinate caratteristiche. In questo modo si creano i cosiddetti stereotipi. Attenzione però, perché di per sé gli stereotipi non sono negativi, ma possono essere neutri. Ad esempio, io dico gli svedesi sono tutti alti e biondi, possono essere positivi, gli svizzeri sono sempre ben organizzati e in orario, oppure possono essere negativi, gli scozzesi sono tirchi. Ho fatto degli esempi in questo caso legati alla nazionalità, però ci sono tantissime categorie in ambito sociale con cui possiamo etichettare gli altri, ad esempio il genere, l'età, il ceto di appartenenza, il livello di istruzione, e appunto una delle categorie è l'etnia di provenienza.
Anche la categorizzazione su base etnica di per sé non è un qualcosa di negativo, ma è un qualcosa che aiuta il nostro cervello a relazionarci con le persone che etichettiamo come appartenenti al nostro gruppo, quindi vengono definite in-group, oppure a un gruppo esterno, quindi out-group, fuori dal nostro gruppo. Questo è stato dimostrato in un esperimento di fine anni 80 nel quale i partecipanti assistevano a una discussione di gruppo relativa a uno spot pubblicitario e venivano presentate diverse affermazioni e simultaneamente i partecipanti vedevano su uno schermo la foto della persona che l'aveva pronunciata, che poteva appartenere o meno al proprio gruppo etnico. Il compito era di memorizzare chi aveva detto cosa, tant'è che viene definito paradigma who said what, chi ha detto cosa. E si è visto che i partecipanti facevano un più alto numero di errori nel ricordare le affermazioni pronunciate dalle persone che facevano parte del proprio gruppo etnico, perché le persone che facevano parte di un gruppo etnico diverso erano percepite come diverse e quindi quello che dicevano era più saliente, più importante, attirava maggiormente l'attenzione ed era quindi più facilmente ricordato. Se la categorizzazione e gli stereotipi sono processi prettamente cognitivi legati appunto alla visione dell'altro, parliamo invece di pregiudizio, come appunto quello razziale, in riferimento a un processo che ha una forte componente invece affettiva, emotiva. Si parla infatti anche molte volte di odio razziale. Quelli che non appartengono al nostro gruppo quindi non sono solo diversi, ma quando una persona ha forti pregiudizi può pensare che gli altri siano anche inferiori, quindi sono sporchi, quindi puzzano, quindi sono portati a delinquere, a commettere atti e così via. È difficile determinare come i pregiudizi nascano nella mente di un individuo e diciamo che ci sono diversi modi. Se è vero infatti che una forte esperienza negativa può condizionare la percezione che ho di una certa categoria, ad esempio se da giovane un tedesco mi ha rubato la fidanzatina al mare, per me i tedeschi saranno tutti poco affidabili, è anche vero che nella maggior parte dei casi l'odio razziale è fomentato da una narrazione ripetuta da parte di qualcun altro. Se ad esempio fin da piccolo i miei genitori mi hanno ripetuto di non fidarmi delle persone di etnia asiatica, di origine asiatica, perché sono cattive e pericolose, io svilupperò un'avversione nei confronti di questa etnia senza che nessuno degli appartenenti mi abbia mai fatto niente di male. È poi nei momenti di conflitto tra gruppi che il razzismo prende piede, si fomenta e si radicalizza, diventando una sorta di carburante per alimentare e amplificare lo scontro tra gruppi diversi. E questa concezione definita di etnocentrismo, secondo cui il proprio gruppo in questo caso è superiore agli altri, continua diciamo, a incrementare. L'etnocentrismo si può spingere fino al punto, sostengono, come sostenuto da diversi studiosi, eh, in cui si considera il proprio gruppo etnico come più umano e considerare le persone appartenenti ad altri gruppi come subumani. Questa concezione che è deleteria è stata ad esempio alla base dello sterminio che oggi ricordiamo, ma purtroppo si ripropone drammaticamente anche in epoca attuale, anche ai giorni d'oggi e anche, possiamo dire, a casa nostra. Attenzione, non vorrei farne una questione politica perché ad esempio si può discutere sulle politiche relative all'accoglienza, alla gestione degli sbarchi e così via, ma nel momento in cui si festeggia, come purtroppo si è visto fare sui social, perché un barcone è affondato e ci sono stati 150 morti, a questo punto non c'è discorso politico che tenga, ma stiamo parlando semplicemente di razzismo. Ed esiste una controparte fisiologica di questo atteggiamento. L'essere umano è forse l'animale sociale per eccellenza. I rapporti sociali nell'essere umano sono cementificati, possiamo dire, da emozioni che si sono sviluppate nel corso dell'evoluzione. Tra questi troviamo l'empatia, quindi mettersi nei panni di un'altra persona, capire cosa sta provando un'altra persona, e la compassione, non nel senso cristiano del termine, ma nel senso di patire con. Quindi nel momento in cui vedo una persona che sta soffrendo di un dolore che può essere fisico o psicologico, soffro in un certo senso anch'io. E ciò avviene perché si attivano, è stato dimostrato, le stesse aree cerebrali di quando il dolore è percepito in prima persona. Ebbene, diversi esperimenti hanno dimostrato che i cervelli di persone che hanno pregiudizi razziali, che venivano valutati sia con domande dirette sia con indagini indirette che andavano ad evidenziare le reazioni automatiche, no? E quindi non filtrate dal desiderio di fare bella figura nei confronti, ad esempio,
degli sperimentatori, queste persone, le aree del cervello di queste persone non si attivavano quando il dolore, causato ad esempio da un ago conficcato nella pelle, veniva inferto a persone di etnia diversa dalla propria. Ormai esistono decenni di ricerca psicologica e neuroscientifica sui pregiudizi razziali, ma purtroppo ad oggi, come spiegato molto bene da un collega sul numero di gennaio di Mind, Mente, Cervello, non si sa ancora come superarli. Diversi approcci che sono stati tentati nel corso del tempo hanno infatti fornito dei risultati contrastanti, di sicuro non definitivi. La strategia che sembra ad oggi essere la più efficace è quella del contatto, ossia di favorire l'interazione tra gruppi diversi, ad esempio per raggiungere uno scopo condiviso. In questo modo sembra si riescano a ridurre i pregiudizi reciproci. È stato poi dimostrato che questo approccio funziona bene anche con i contatti indiretti, ad esempio sapere che un nostro caro amico è entrato in contatto con l'altro gruppo o sentire raccontare esempi virtuosi di questo tipo alla radio, alla TV, sul web. Non è sicuramente facile ed immediato, ma forse è l'unico modo che abbiamo per imparare a considerare il diverso non come una minaccia, come troppo spesso accade, bensì come una risorsa.